molto bravo, era stato ottimo l'assist di Di Mario per la corrente del giudice. Bar Cristal che inizia a prendere campo e che trova Di Mario in area di rigore. Di Mario! La sentenza, Alessandro Di Mario vuole riportare i suoi, o meglio li vuole portare dopo un'attesa di 4 anni in Serie A, essendo lui l'unico stato a militarci. Per i ragazzi gialloneri è 1-0, ha segnato il numero 9. Mario 1-2 che non gli viene servito in ritorno, ma Sicitini trova ancora Di Mario. Di Mario l'assist! E sul secondo palo giunge la sentenza delle 2-0, ha segnato del giudice, doppio vantaggio Bar Cristal. Calcio d'angolo, battuto a spiovere sul secondo palo e la sfera alla fine finisce in rete. L'aveva colpita di testa, è stato ancora lui a ribadire il gol che molto probabilmente manda direttamente in Serie A il Bar Cristal. Non è ancora finita, ma Di Mario ha fatto 3-0. È pacifico, ci sono 3 uomini messi in barriera da Agroppi. La rincorsa di Palermi, il suo sinistro rasoterra, buca barriera e mani di Agroppi. Eccolo il 4-1 del Bar Cristal. Ma praticamente regalata al Bar Cristal. Di Mario è un fattore come Mastrosanti nella scorsa gara. Qui fa il suo 4º gol personale. 5-1 Bar Cristal.